Allora, buona serata a tutti. Andiamo a incominciare il primo evento del festival Pensare il Presente, un evento di cui siamo molto orgogliosi perché nasce da un gruppo piccolo di amici che con estremo impegno e con un lavoro gratuito che dura quasi un anno, dall'ideazione fino al compimento, realizzano appunto questa impresa, che quest'anno ha degli appuntamenti particolarmente interessanti. Siamo poi orgogliosissimi di cominciare con Sergio Latouche, siamo in contatto ormai da un po' di tempo via email, un anno se non di più, e cercando l'occasione per incastrare le agende, occasione che finalmente è arrivata e siamo molto contenti anche perché anche Latouche viene con estrema gratuità, con atto di dono, che è lo spirito con cui costruiamo appunto questo festival. E ci sono alcuni ringraziamenti doverosi in partenza, che vanno in primo luogo al gruppo organizzatore, lo vedete ogni tanto con un po' di facce che scorrono qui sullo sfondo, che appunto lavora da un anno con intensità e in modo gratuito. E poi ringraziamo... Oh lei, cominciamo bene. Sente? Meglio. Boh. Ok. Ringraziamo il Comune di Treviso, l'Assessorato alla Cultura per il patrocinio e il sostegno che ci ha dato, il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di Ca' Foscari di Venezia, e in particolare per l'ospitalità il Liceo Duca degli Abruzzi e l'Istituto Giorgi Fermi che ci ha concesso l'Aula Magna oggi, l'Auser, la CGL, la Banca Generale di Treviso, Compagnia della Vigna, l'Hotel Maggior Consiglio, Trattoria Due Mori, Cinema Italia di Montebelluna e la Montelliana, che sono quelli che sostengono in qualche modo questa iniziativa. Detto ciò, io passo la parola all'assessore Franchin per un saluto a nome della città e poi ad Elena Mattiuzzo che saluterà a nome della Fiera Quattro Passi, che collabora a questo incontro offrendo la diretta streaming, che è per noi una bella occasione importante, e dando a questo incontro anche la sigla di anteprima della Fiera Quattro Passi. Vado. Grazie a tutti di essere qui perché, come diceva Damiano, è veramente un grande evento questo di questa sera e del fatto che ci sia a Treviso da 3 anni un festival della filosofia. È è stata all'inizio una grande sfida, ma è stata subito una sfida vinta perché la tenacia, la determinazione del gruppo organizzatore di Damiano, del professor Tarca e di tanti altri ha consentito che tutti noi siamo qui questa sera e nelle prossime serate per sentire delle voci importanti della nostra cultura internazionale. Ho avuto occasione di dire in un altro momento che questo Festival della Filosofia, soprattutto quello di quest'anno, riprende lo spirito vero con il quale la filosofia si rivela ai cittadini e si rivela alle persone. Quello cioè di non fornire delle idee preconfezionate, costruite in modo da essere come dire, inequivocabili e sulle quali non si possa discutere. Anzi, il programma che avete visto, che scorre sullo schermo, è un programma che serve proprio a far pensare in modo diverso, in modo nel quale tante voci diverse si confrontano e ci forniscono occasioni di riflessione. Credo che sia questo quello di cui una città ha bisogno: voci diverse, voci che si confrontano, voci che anche dialetticamente sono in grado di contrastarsi, ma sempre portando una novità, una capacità di rinnovamento nella nostra cultura. E quindi io sono veramente molto onorato di essere qui a portare il saluto inaugurale di questo festival e agli organizzatori in primo luogo, che ho citato e che sono stati nominati anche da Damiano, e al professor Latouche che torna in realtà a Treviso perché
ho avuto già modo di averlo ospite al Liceo Da Vinci molti anni fa, ed è sempre stato un momento importante di confronto. Quindi veramente per me è un onore rappresentare anche l'amministrazione comunale, porto i saluti del sindaco Manildo e di tutta la giunta, perché per noi il Festival della Filosofia Pensare il Presente è una delle nostre occasioni importanti sulle quali vogliamo continuare a essere presenti. Grazie. Grazie Luciano. Anch'io vi porto i saluti, ben arrivato Serge Latouche a Treviso, e grazie Damiano e a tutti gli amici del Festival Pensare il Presente. Io sono una semplice portavoce di Fiera Quattro Passi, qui in realtà ci sono anche alcune tra le persone che stanno coordinando questa 12ª edizione della fiera. Vi porto il saluto anche di Mirko Dalla Libera, che è il presidente della cooperativa Pace e Sviluppo, e di Alessandro Franceschini, che è il coordinatore di Fiera Quattro Passi. Intanto credo sia bello e importante che questa rete di festival che si è creata nella città di Treviso, esiste proprio un coordinamento che si chiama Festival Treviso Festival, collabori e insieme crei una sorta di sinergia per mettere insieme non solo le risorse, che sono le persone anzitutto, ma poi anche le idee, e si cerchi di appunto far incontrare quelli che sono gli obiettivi e i valori comuni, in questo caso a Fiera Quattro Passi e al Festival Pensare il Presente. E quindi siamo molto felici e molto orgogliosi anche che la prima serata del festival e la presenza di Serge Latouche sia anche l'anteprima di Fiera Quattro Passi, e quindi un percorso che ci porta, un percorso di avvicinamento che ci porterà a questa 12ª edizione, che sarà il 29 e 30 aprile e 1° maggio e il 6 e 7 maggio, quindi 2 fine settimana al Parco Sant'Artemio anche quest'anno. Una giornata in più, quest'anno abbiamo inglobato anche il 1° maggio, quindi la festa dei lavoratori, e infatti il tema di quest'anno è proprio futuro al lavoro, e quindi si parla di futuro anche in Fiera Quattro Passi, un po' come cercheremo di capire questa sera, come si prospetta insomma il futuro, con un occhio di attenzione al lavoro, e quindi vedremo in fiera, dove ci saranno 150 espositori e oltre 100 eventi, il lavoro del futuro, un lavoro che si sta già pensando a come potrà essere nel prossimo futuro, ma vedremo anche il futuro stesso, fatto di nuovi percorsi, nuove idee, anche nuova creatività nel mondo del lavoro. Da sempre Fiera Quattro Passi cerca di tracciare quello che può essere un percorso proprio di sostenibilità, di etica, di equità, non solo nel mondo del lavoro, ma anche naturalmente nel mondo del consumo e nel rispetto dei produttori e dei consumatori. Queste sono un po' le tematiche che ci avvicinano anche al pensiero di Latouche, quindi anche per questo è bello che l'anteprima di Fiera Quattro Passi sia proprio questa sera. Poi magari insomma, lo inviteremo, non so se torna da qui a 2 mesi a Treviso nuovamente, però sarebbe davvero bello e importante. Un'ultima cosa. Io saluto tutte le persone che sono fuori, che purtroppo non sono riuscite ad entrare. Damiano, erano davvero tantissime le persone che stasera avrebbero voluto essere qui, e anche per questo abbiamo avviato una diretta streaming. Sono già decine le persone collegate, quindi salutiamo anche chi ci sta seguendo in diretta streaming e potrà seguire insomma, l'intervento di Latouche anche attraverso questo strumento. L'ultima cosa, se mi permetti Damiano, abbiamo avviato proprio oggi un crowdfunding con Banca Etica, che ringraziamo e ha messo a disposizione la sua piattaforma. Si chiama Adotta un espositore l'iniziativa, quindi chiunque anche tra voi abbia voglia di contribuire a far venire alcuni espositori in particolare. C'è una realtà di Lampedusa, una realtà che arriva dalle terre confiscate alla mafia e dal vecchio caporalato, c'è una realtà che si occupa di economia carceraria e un'altra invece di alcuni produttori dalle zone colpite dal terremoto in centro Italia. Se tutti insieme magari contribuiamo per farli venire ad esporre e a presentare i loro progetti in Fiera Quattro Passi, grazie. Grazie ancora al Festival Pensare il Presente e a Serge Latouche. Grazie mille ancora a chi ha organizzato e sostenuto questa iniziativa. Io da PR, perché devo fare anche questo più o meno,
E ricordo che se volete all'uscita c'è una cassettina in cui potete sostenere le prossime edizioni, le prossime iniziative lasciando una piccola offerta. Noi funzioniamo così, nel senso che crediamo nell'entrata libera e gratuita, dopodiché servono anche risorse per continuare, ci darete una mano a continuare in futuro con altre iniziative. Detto ciò, lascio la parola al professor Paolo Scroccaro, a cui abbiamo chiesto di moderare l'incontro, di introdurre Serge Latouche, perché è uno dei massimi esperti di Latouche che abbiamo qui nel territorio, lo conosce ormai da tempo e quindi era la figura sicuramente più adatta. È anche un membro tra i fondatori, credo, dell'Associazione Ecofilosofica Trevigiana e quindi insomma è un'autorità anche nel campo. Bene, allora possiamo passare ai contenuti di questa serata e credo che il tema sia veramente uno dei più impegnativi in assoluto per il nostro tempo e la vostra notevole presenza lo conferma. È la quarta volta che l'amico Serge viene nella nostra città e c'è sempre stata una grande partecipazione, una grande attenzione per il tema della decrescita. Chiaramente questa volta abbiamo superato tutti i limiti precedenti e qui faccio anche una piccola pausa pubblicitaria aggiungendo che forse non per caso a Treviso venne fondato uno dei primissimi gruppi di decrescita in Italia prima che si formassero i vari circoli di decrescita felice. Come spiegare questa attenzione per il tema della decrescita oggi? Decrescita che, conviene sempre ripeterlo, non significa recessione, è tutt'altra cosa. Questa attenzione nasce da un fatto fondamentale, cioè dal fatto che ormai l'età della crescita è finita da un bel pezzo in Occidente, anche se i politici normalmente continuano sicuramente per forza d'inerzia ad osanare ciò che Serge chiama la religione della crescita, ma di fatto questa è finita da un bel pezzo e questo è riconosciuto da molti autori, anche chi non volesse dar credito all'amico Latouche, ma ormai sono moltissimi gli studiosi che insistono sul fatto che l'età della crescita è finita in modo irreversibile. Potrei citare Tim Jackson, già consulente economico e ambientale del governo inglese, autore del noto libro Prosperità senza crescita. Potrei citare l'importante corrente internazionale di economia ecologica. Diversi suoi esponenti di primo piano sono critici della crescita, ma e comunque sapete tutti che già nel 1972 venne pubblicato quel famoso rapporto al Club di Roma intitolato I limiti dello sviluppo, sarebbe stato più corretto tradurre i limiti della crescita, che praticamente ha aperto la via per la critica della crescita. Meno noto il fatto che Sicko Mansholt, uno dei primissimi presidenti della Commissione europea, aveva letto in anteprima quel rapporto ed era anche lui un critico della crescita, tant'è vero che l'amico Serge lo ricorda in diversi libri, per esempio mi pare in Per un'abbondanza frugale, malintesi sulla decrescita. Ma torniamo alla questione principale, e cioè in che senso l'età della crescita è finita? È finita nel senso positivo che poteva avere a suo tempo. Diciamolo nel modo più sintetico possibile, la crescita è finita nella misura in cui è diventata controproducente, dispendiosa, addirittura antieconomica, oltre che naturalmente antiecologica. Latouche in diverse opere scrive che ormai i costi generali della crescita superano più o meno ampiamente i benefici. Si tratta di costi monetari, quindi di costi economici diretti, ma si tratta anche di costi indiretti come i costi ambientali e sociali, quelli che alcuni chiamano esternalità negative e che mettendoli assieme formano un contesto molto negativo
che accompagna i processi di crescita, e è evidente che il mondo umano, la Terra, non possono supportare ulteriore crescita. Perché? Perché siamo già in overdose, perché questa comprometterebbe ulteriormente le basi della vita, cioè la biodiversità, gli ecosistemi, i servizi ecosistemici, le tradizioni di autosussistenza dei popoli, i legami comunitari e così via. E tutto questo in cambio di cosa? In cambio di merci e di opere spesso inutili e superflue. In questa situazione problematica bisognerebbe cercare una via d'uscita costruttiva, salvifica. E invece che cosa succede? Succede che in Italia, nel nostro Veneto, come altrove, d'altronde, si cerca di tenere in vita artificiosamente il malato terminale, cioè la macchina della crescita. Si cerca di tenerla in vita col respiratore artificiale, dice Latouche in una bella intervista intitolata Fine corsa. Questo attraverso innumerevoli espedienti ad hoc che hanno il compito veramente assurdo, veramente irragionevole, di drogare l'economia e i consumi. E allora ricordiamone alcuni di questi espedienti principali, che peraltro sono moltissimi, ma tra i principali possiamo ricordare l'uso della pubblicità, che predetermina l'obsolescenza psicologica delle merci, per cui si è spinti a cercare sempre qualcosa di nuovo, e assieme a questa possiamo ricordare l'obsolescenza tecnologica programmata dei prodotti. Latouche ha scritto proprio su questo tema un bellissimo libro intitolato Usa e getta, le follie dell'obsolescenza programmata. E infine, forse quello che in questo momento ci sta toccando di più, la questione delle grandi opere. Il più delle volte inutili, pretestuose, dispendiose, fonte di corruzione aggiuntiva, come ci raccontano le cronache ormai pressoché quotidiane, e poi queste grandi opere quasi sempre fallimentari sul piano economico, sul piano del rapporto generale costi-benefici, come dicono non solo i sostenitori della decrescita, ma anche i relativi studi di impatto ambientale quando sono elaborati da valutatori indipendenti e non prezzolati al servizio dei poteri economici. E tanto per applicare questi concetti nella realtà locale, nel Trevigiano abbiamo esempi veramente eclatanti a riguardo. Grandi opere che sono state bloccate, interrotte da un fronte di consapevolezza civile che oggi come oggi però bisogna assolutamente rinforzare, irrobustire, allargare. Pensate ai piani di espansione aeroportuale che sono stati fermati almeno per il momento. Pensate, altro notevole esempio, al mega macello di Barcon, che doveva essere uno dei più grandi d'Europa e che è stato definitivamente liquidato, il che è particolarmente rilevante considerando che il ciclo della carne da solo è uno dei fattori più impattanti in assoluto e come tale dovrebbe stare al primo posto nei progetti di decrescita. E pensate ancora all'autostrada pedemontana veneta, la cui sorte è in bilico, come ci dicono i giornali, ed è evidente che serve dargli una spallata decisiva. Ho intravisto girare un ottimo volantino sul tema che si ispira proprio alla decrescita. Per farla breve, è sempre più evidente l'importanza, l'estrema urgenza, direi,
di una strategia di decrescita o, se preferite, di prosperità senza crescita per fronteggiare il degrado morale, civile, ambientale, economico di una crescita fittizia e drogata. E su tutto questo diamo la parola a Serge Latouche. Grazie. Buonasera a tutte e tutti. Grazie al Festival Pensare il Presente e al suo responsabile Damiano Cavallini per l'invito, effettivamente che è nata più di un anno fa. E grazie a Ecofilosofia e all'amico Paolo Scrocaro che ha già fatto la mia conferenza. Allora non ho più, il principale è già fatto, rimane il resto. Cercherò di dire due parole sull'oggetto di questa che abbiamo scelto insieme, la decrescita come progetto per il futuro. Come diceva il grande filosofo e soprattutto teorico della logica Gödel, famoso per il paradosso di Gödel, il futuro è la cosa più difficile da prevedere, molto più facile prevedere il passato. E se si vuole conoscere il futuro non si deve indirizzarsi a un economista. Gli economisti si sono sempre sbagliati nelle loro previsioni, non hanno mai previsto le crisi, non hanno mai previsto niente. Il più grande degli economisti, che era John Maynard Keynes, lui diceva: al di là di 3 mesi non sappiamo niente. L'unica cosa che sappiamo è che a lungo termine saremo tutti morti. Sono stato per tutta la mia vita professionale un economista, ma ora che sono in pensione sono diventato più un filosofo. E allora si può pensare al pensiero del più grande filosofo del nostro tempo per il futuro, che è Woody Allen. Woody Allen dice: siamo arrivati all'incrocio di 2 strade. L'una porta alla scomparsa della specie umana, l'altra alla disperazione totale. E lui aggiunge: speriamo che l'uomo farà la buona scelta. E effettivamente è chiaro che c'è una strada, quella della società di crescita con crescita, che va a fracassarsi contro il muro dei limiti. Gli esperti parlano già della 6ª scomparsa delle specie, la 5ª, quella che ha avuto luogo 65 milioni di anni fa, che ha visto sparire i dinosauri, i brontosauri, eccetera. Ma la nostra ha 3 differenze: che si svolge a alta velocità, perché le specie spariscono alla velocità di 50 a 200 al giorno. Non lo vediamo perché sono delle specie più piccole che i dinosauri, sono molto spesso delle batterie nel sottosuolo dell'Amazzonia, delle foreste tropicali e equatoriali che distruggiamo. Ma di tanto in tanto ci sono delle specie che spariscono, più importanti, come gli api, per esempio, che per l'uso dei pesticidi sembra che spariscono a una grande velocità e sono molto utili per fecondare tutti gli alberi e le piante. E la seconda differenza è che è l'uomo che è responsabile di questa 6ª scomparsa, e la terza differenza è che l'uomo stesso potrebbe scomparire. Questa è la prima strada, quella della strada che ha identificato per il futuro l'amico Woody Allen. La seconda, la disperazione, è la strada sul quale siamo oggi, che è l'austerità, la società di crescita senza crescita.
Allora si deve far sopravvivere il mito, come l'ha spiegato Paolo, il mito della crescita quando la crescita non esiste più. Il risultato è che siccome si deve far vivere il mito, allora si deve imporre ai popoli, come l'Europa lo fa per la Grecia, sempre più austerità per pagare il reddito dei prestiti, ripagare il debito. Si sa bene che il debito non sarà mai ripagato, ma si deve fare finta che sia pagato, e per fare finta che sia pagato si deve sempre più schiacciare i popoli. Allora tutti conoscono la catastrofe della Grecia, ma siamo tutti a un livello più o meno forte come la Grecia, perché anche se l'Europa non ci impone questa austerità, i nostri governi impone questa austerità a tutti, a noi. È una cosa porta alla disperazione totale, ma non per questo evita il collasso dell'ecosistema, solo che andremo verso il collasso e invece di andare a 300 km all'ora andremo a 200 km, un po' più, ci vuole un po' più di tempo. A questo punto effettivamente il futuro, lo sappiamo bene, il futuro, e tutti basta leggere non i testi dei partigiani della decrescita, ma i rapporti ufficiali come i rapporti dell'IPCC, del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Ora siamo, credo, è uscito già da tempo il quinto rapporto che dice che se non cambiamo strada è la fine dell'umanità prima di 2050 quasi. E molti altri rapporti. Ha parlato del primo rapporto al Club di Roma, ma c'è un secondo e un terzo rapporto, il terzo molto interessante perché è come con questo modello Wall Street che gli sposi Meadows hanno utilizzato, hanno fatto le diverse ipotesi, e l'unica ipotesi che permetterebbe il futuro dell'umanità corrisponde quasi esattamente al scenario della decrescita. Tutti gli altri vanno verso il collasso. Allora, il collasso è una cosa importante e l'hanno fatto segnare alcuni scienziati già. E effettivamente è molto più facile pensare il collasso che pensare l'uscita dal capitalismo. È strano. Ci sono molti libri sul collasso, bellissimi, che hanno avuto successo. Il più famoso è il libro di Jared Diamond, che si chiama Collasso, effettivamente. Un libro davvero che vale la pena di leggere, molto documentato, perché lui studia il collasso di molte società per far capire come la nostra società potrebbe andare verso il collasso. C'è un altro libro di un storico inglese molto interessante, Joseph Tenter, The Collapse of Complex Societies, molto bello. Più recentemente è uscito 2 anni fa, credo, il libro di Naomi Oreskes, Il collasso della società, della civiltà occidentale, eccetera. E allora si deve capire effettivamente che il futuro normale, la società di crescita o la società dei consumi va verso il collasso. Questo è la base anche del ragionamento della decrescita, è l'aspetto negativo che dobbiamo uscire dalla società dei consumi, uscire dalla società della crescita, perché questa società non è sostenibile, e anche sarebbe ancora più importante uscire perché non è auspicabile. Ma questo aspetto negativo è il più facile. La parte più difficile è il come costruire, e questa è la seconda parte, come costruire
una uscita del capitalismo concreto e costruire una società alternativa, una società che ho chiamato una società d'abbondanza frugale, e questo è l'aspetto costruttivo. Allora vediamo prima perché la società della crescita non ha futuro. Allora preferisco parlare piuttosto che di civiltà occidentale o di società di crescita. Questo è il risultato del mio percorso come economista. La società di crescita è una società che si è lasciata fagocitare da una economia di crescita, che l'economia di crescita, che è un altro nome dell'economia capitalista, è un'economia che ha per fine la crescita, ma non la crescita per soddisfare i bisogni, ciò che sarebbe molto ragionevole, ma la crescita per la crescita. Questa logica e questo corrisponde esattamente all'essenza del capitalismo come l'ha definito Marx, che dice la famosa battuta: accumulate è la legge e i profeti. Ma accumulate significa nel gergo marxista crescere. La crescita è l'accumulazione del capitale e questa è l'essenza del capitalismo. Si deve spiegare che il capitalismo all'origine, che è nato qua a Venezia, anche prima nell'undicesimo a Amalfi, a Firenze, a Genova, ma anche a Venezia, questo vecchio capitalismo non era ancora basata sulla crescita infinita, era un capitalismo finanziario e soprattutto era incastrato dentro una società cristiana, una società feudale, e questo capitalismo non è riuscito a vincere, a trionfare, come lo spiega bene Antonio Gramsci. Non è riuscito a diventare egemonica perché non è riuscito a avere un'ideologia, a conquistare il livello ideologico che è rimasto quello della Chiesa, finalmente, che ha vinto con la Controriforma. Il capitalismo ha riuscito a trionfare solo quando si è trasformato in un capitalismo che alcuni amici hanno chiamato termocapitalismo, quando ha trovato la macchina a fuoco. Questa è la nascita del cosiddetto capitalismo industriale in Olanda e in Inghilterra nel XVII secolo. E questo è un cambiamento importantissimo. Perché? Perché con la macchina a fuoco ha potuto sfruttare non solo il lavoro dei lavoratori, questo sapevano farlo anche i fiorentini nel XIV secolo, no. Ha potuto anche sfruttare il genio tecnico dell'umanità, ma anche questo sapevano fare. L'uomo aveva il genio tecnico, gli ingegneri di Alessandria nel III secolo p.C. aveva una capacità stupenda. Basta andare a Atene e vedere la macchina di Antichitera, che è stato definito un computer dell'antichità. No, la cosa nuova è la capacità di sfruttare un dono della natura, che è le energie fossili, il carbone, la prima rivoluzione industriale è basata sul carbone. Poi il petrolio. Il petrolio allora è una cosa fantastica. Non si deve mai dimenticare che quando si mette 30 litri di benzina nel serbatoio della macchina è come mettere il lavoro di un operaio per 3 anni a tempo pieno di lavoro,
dentro 30 litri di petrolio. Allora si può capire che se dobbiamo pagare al prezzo del lavoro, anche come un lavoro cinese, 3 anni non userò mai la macchina resterebbe sempre nel parcheggio. E allora questo significa che tutto ciò che abbiamo imparato alla scuola, nei libri di storia, è falso. La crescita, la cosiddetta crescita, il benessere, non è il risultato del lavoro umano, non è il risultato del genio tecnoscientifico, questo non è niente, ma la cosa fondamentale è il frutto della predazione della natura, è basata sulla predazione della natura, sulle risorse non rinnovabili, le miniere, il petrolio, il carbone, l'uranio, e tutto questo è questo che ha permesso il trentennio d'oro, e perché abbiamo già distrutto la metà di queste risorse, che ora per sfruttare le ultime gocce di petrolio, del gas di schiste, di tutto questo, del petrolio che si trova a 5.000 metri sotto l'oceano, che costa molto di più, che per questo è per questo che la crescita è finita e non riprenderà mai. È questo che dobbiamo capire, che questa società di crescita non ha futuro perché è fondata su una triplice illimitatezza. Illimitatezza del prodotto, che significa illimitatezza nello sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili. Ma se si produce così all'infinito, si deve consumare all'infinito, perché non avrebbe senso. Per fare i profitti si deve vendere. E si trova che la natura ci ha dato uno stomaco limitato. Non possiamo mangiare infinitamente. Allora si deve inventare, creare dei bisogni artificiali, sempre più bisogni e sempre più artificiali. Ma il risultato di questo, allora per fare questo, come l'ha detto, c'è bisogno di fare anche di convincere la gente che un cellulare è un bisogno indispensabile, e per questo ci vuole la pubblicità. La pubblicità che ha per funzione di renderci insoddisfatti di ciò che abbiamo per farci desiderare ciò che non abbiamo. E si vede dei code di cretini che passano la notte davanti a un negozio per essere sicuri all'apertura l'indomani di avere l'ultimo modello del cellulare, come si chiama? Smartphone, tutte queste cose, e anche per i saldi, per avere l'apertura e funziona bene. C'è anche un secondo, perché in questi tempi di precarietà, con tanti disoccupati, comprare, sì, ma con che soldi? Allora ci sono degli organismi filantropici, le banche, che sono pronti a fare dei crediti. Indebitatevi, c'est così che gli Stati Uniti hanno inventato i crediti ninja, come le tartarughe uccitrici giapponesi, ma ninja significa no income, no job, no asset. Perché si fa dei crediti a dei giovani che non hanno lavoro, non hanno reddito e non hanno patrimonio. Come è possibile? È possibile perché il discorso dice: indebitatevi, comprate una casa, e allora con il denaro, così. E come con la speculazione immobiliare, il prezzo della casa aumenta per esempio di 10%, il tasso di interesse del debito è solo 5%, allora è possibile rimborsare così. Solo che come gli alberi non crescono fino al cielo, a un momento
questo sistema crolla, questo sistema dei subprimes, che è crollato il 14-15 settembre 2008 con il fallimento della banca Lehman Brothers. E allora il terzo trucco è quello che ha parlato, l'obsolescenza programmata, che anche se qualcuno è allergico alla pubblicità, non vuole prendere credito, deve in ogni modo consumare perché il suo bel computer subito non funziona più. Allora si va dal negozio, di corso si potrebbe cambiare la carta madre, per esempio, ma costerebbe 150 euro e il suo computer, mi scuso, ma 3 anni è già obsoleta. E allora abbiamo dei nuovi che vengono dalla Cina e solo per 300 euro si può avere uno nuovo che ha più funzioni, e poi allora è così che si butta, ogni mese partono dagli Stati Uniti 800 navi pieni di computer che contengono questi metalli preziosi, metalli rari che fra anni mancheranno, e invece di rendere servizi sono scaricati selvaggiamente nei paesi dell'Africa, nella Nigeria, nel Ghana, dove invece di rendere servizi inquinano le falde freatiche, i ragazzi che cercano di recuperare le cose respirano la diossina, è un incubo totale. E allora questa società basata su questa, e la terza illimitatezza, risultato delle due altre, è l'illimitatezza dei rifiuti, naturalmente, perché dopo, quando gli oggetti sono morti, anche se si deve riciclare, eccetera, la raccolta differenziata dei rifiuti, si può fare tutto, ma ci sono sempre più rifiuti. Questo è un incubo, non solo a Napoli, in tutto il mondo è un incubo i rifiuti. E allora i rifiuti significa inquinamento dell'aria, che diventa sempre più irrespirabile. Oggi a Parigi abbiamo ogni 15 giorni un picco di inquinamento nell'aria che mi dà la bronchita, la pneumopatia, eccetera. Ora vado un po' meglio, ma per più di un mese sono stato malato di questa cosa, senza parlare dei cancri che sono generati da questo. E inquinamento dell'acqua, si beve, una cosa vergognosa, che una città come Treviso, dove c'è tanta acqua, l'acqua non è bevabile, non si può bere con sicurezza l'acqua dei sorgenti perché tutto è inquinato, anche per gli altri rifiuti inquinano l'acqua. Si deve bere l'acqua in plastica, che costa molto di più. E poi inquinamento della terra, che è avvelenata, che si trasforma in un deserto sull'effetto dei pesticidi, dei concimi chimici, proprio tutto un sacco di cose. E allora il risultato è che andiamo velocemente verso il collasso, e di più questa crescita infinita è un'assurdità totale. Questo lo capirebbe un bambino di 5 anni, e per questo aveva ragione Marx. Non parlo di Karl, parlo dell'altro più importante, Groucho Marx. Groucho Marx che diceva: fate venire un bambino di 5 anni. Penso che Matteo Renzi avrebbe bisogno di avere a fianco un bambino di 5 anni per far capire che come si impara alla scuola, che con l'interesse composto. L'interesse composto matematicamente è perfetto, bello. Ci imparava alla scuola, quando ero bambino, che se avessimo messi uno scudo d'oro alla banca al tasso di 5% all'anno dal tempo di Carlo Magno, oggi avremmo come reddito di questo dei globi d'oro. Bello, dei globi d'oro. Solo dove trovare dei globi d'oro?
La matematica è bella, ma è astratta. La realtà non obbedisce alla matematica, obbedisce alle leggi della termodinamica e particolarmente alla seconda legge che gli economisti non hanno mai imparato, la legge dell'entropia. E che dice la legge dell'entropia? Dice che quando abbiamo bruciato i 30 litri di petrolio della macchina, questi 30 litri, naturalmente, le molecole esistono ancora perché la prima legge ci dice niente, tutto che esiste, niente si perde. Non si perde, ma non sono più utilizzabili nella macchina. E lo verificheremo quando non ci sarà più una goccia di petrolio. Potremmo dire che niente si perde, ma la macchina non andrà avanti. E allora l'aveva capito bene un ex ministro dell'ambiente italiano, Giorgio Ruffolo, che è bravissimo Giorgio, che ha scritto un bel libro, I giorni del capitalismo sono contati. E lui parla del terrorismo delle interesse composte. E questo terrorismo che oggi uccide la Grecia, ma uccide tutto il mondo. Allora, che cosa dice la legge delle interesse composte? Che se anche con un tasso che nessun governo auspica, un tasso di crescita del PIL, del prodotto interno lordo, di 2% all'anno. Con 2% all'anno non si crea posti di lavoro, la disoccupazione cresce. Per far diminuire il tasso di disoccupazione ci vuole almeno 3% del crescita. Cioè, con 2% all'anno, in 100 anni, in l'arco di 100 anni, il prodotto interno lordo sarebbe moltiplicato da 7 volte. Cioè, è gigantesco, 7 volte più macchine, eccetera. Ma questo è già più o meno successo da un secolo, in un secolo, 2 secoli. Bon, ma se prolunghiamo sull'arco di tempo più lungo, in 2000 anni sembra grande la storia dopo Cristo più o meno, ma prima Cristo c'era più di 50.000 anni già prima dell'umanità. In 2000 anni il prodotto interno lordo sarebbe moltiplicato da 160.000 miliardi di volte. 160.000 miliardi di volte. Vuol dire che è astronomico, naturalmente è impensabile, è impossibile. Questo dimostra l'assurdità del mito di una crescita infinita. Allora, e di più questa crescita che non è sostenibile, ne abbiamo un indice scientifico ora che è l'impronta ecologica. L'impronta ecologica è il peso del nostro modo di vivere sul pianeta. Come il pianeta, viviamo su un pianeta che è finito, che è 61 miliardi di ettari, ma gli ettari non sono tutti utili perché ci sono delle montagne. Le montagne possono solo servire ai montanari per buttare le scatole di birra, ma non è molto. Poi c'è gli oceani profondi che servevano ai sovietici per buttare i rifiuti nucleari, ma a parte questo. Allora lo spazio bioproduttivo è molto più limitato, diciamo è stato calcolato a 22 milioni di ettari, miliardi di ettari. Come siamo già 7 miliardi di uomini, abbiamo il diritto, abbiamo come superficie sostenibile, possiamo sfruttare più o meno 2 ettari, che corrisponde a più o meno a 2 terreni di calcio. Ma già ora malgrado il fatto che siamo aiutati molto dai paesi del sud del mondo, soprattutto dell'Africa, dove gli africani ci aiutano molto perché hanno un consumo molto basso, e malgrado tutto questo mediamente consumiamo più
di 50% della capacità di rigenerazione della biosfera. Gli esperti hanno immaginato di festeggiare qualcosa il giorno dell'anno come c'è, domani ci sarà il giorno della donna, per esempio. Allora il giorno dove l'umanità ha esaurito la capacità di rigenerazione, l'hanno chiamato Overshoot Day. E l'anno scorso, in 2016, l'Overshoot Day, se non mi sbaglio, era il 23 agosto. Vedete che il 23 agosto avevamo esaurito la capacità di sopravvivenza di futuro. Allora cosa è successo dopo il 23 agosto? Abbiamo continuato a sopravvivere, sì, perché abbiamo vissuto sul patrimonio, come il figlio prodigo della Bibbia. Non sul reddito, ma sul patrimonio. Va detto che abbiamo vissuto sul futuro dei nostri figli e dei nostri nipotini. E così, naturalmente, ogni anno l'Overshoot Day è più tosto dell'anno, e quando sarà il 1° gennaio sarà la fine, potremo chiudere la porta. Allora questa società della crescita, che non è sostenibile, non è neanche auspicabile. Come diceva il mio maestro Ivan Illich, dobbiamo uscire di questo sistema non perché non è sostenibile, ma perché vivremo meglio se vivevamo altrimenti. Questo lo dicevano tutti in maggio 68, quando si parlava a Parigi, si diceva viviamo come dei coglioni, metro boulot dodo. C'era ancora l'abbondanza, c'era ancora il trentennio d'oro, la fine del trentennio d'oro. Ma era talmente noioso questo lavoro di merda, stipendio di merda, consumo di merda, eccetera, che sì, si consumava, ma non era, la vita aveva perduto il suo sapore, aveva perduto il suo senso. E questo è ancora più vero oggi, che questo si vede che da 68 a oggi le diseguaglianze si sono sviluppate di un modo incredibile. Anche un economista che non è per niente un partigiano della decrescita come Thomas Piketty, che ha fatto questo libro che ha avuto grande successo, Il capitale al XXI secolo. Lui con molti studi eccetera ci spiega che una società con le diseguaglianze gigantesche è una società che non è felice. Ma va detto che anche i ricchi non sono felici, perché hanno paura, perché c'è molte cose. La felicità è una cosa complessa, ma anche il benessere. Una società, tutte le inchieste lo dicono, una società dove c'è più eguaglianza, meno scarti tra i ricchi e i poveri, è una felicità che va meglio. Ma le nostre società, dal momento della fine della crescita vera, va detto dagli anni 70, ha sviluppato una crescita finta, una crescita virtuale che è basata sulla speculazione, sulla finanziarizzazione del sistema, e ha sviluppato une diseguaglianze, e naturalmente le diseguaglianze sono più o meno legate alle ingiustizie. Allora la crescita effettivamente è finita, ma è come le stelle morte. Ci sono delle stelle a milioni di anni luci da noi e riceviamo ancora la luce. Allora di sicuro Matteo Renzi riceve ancora la luce della crescita, ma la crescita è finita. Lui non lo sa, ma è finita. Per 30 anni, dopo la fine del trentennio d'oro, perché è finita più o meno negli anni 70, dopo il trentennio d'oro, i 30 anni pietosi, come dicono altri, c'era la crescita virtuale basata che è nata, è stata, tutti volevano, siamo tutti complici di questa crescita finta, perché non volevamo uscire da questo sogno che era un incubo, ma e allora abbiamo lasciato fare un mago che si chiama Alan Greenspan, che era il responsabile della Banca Centrale degli Stati Uniti, che ha creato questa bolla speculativa incredibile. Basta pensare
che i crediti che circolano rappresentano, come l'ha calcolato l'amico Tonino Perna in questo bel libro Eventi estremi, rappresenta 20 volte il prodotto mondiale. Va detto che questi rimaneranno sempre virtuali, impossibile, solo che essendo virtuali creano dei danni terribili, perché creano questa imposizione dell'austerità per mantenere il mito, allora si deve uscire dal mito, prendere coscienza che questa società di crescita non ha futuro e che si deve creare, non si deve solo lamentarsi sul collasso, dobbiamo affrontare l'uscita della società dei consumi, che significa anche l'uscita della società di mercato, l'uscita della globalizzazione, l'uscita del capitalismo. Allora l'ho chiamato una società d'abbondanza frugale. Allora, perché? Allora devo dire come tornare a che cos'è la decrescita. La decrescita è all'inizio uno slogan, è uno slogan per colpire, come contrastare, prima di tutto è nato per uno slogan per contrastare un altro slogan mistificatore, ingannatore, che era lo sviluppo sostenibile. Si deve tornare un po' sulla storia. Lo sviluppo sostenibile è stato inventato da 3 criminali in colli bianchi, che sono Henry Kissinger, Maurice Strong e soprattutto Stefan Schmidaini. Gli italiani dovrebbero conoscere meglio Stefan Schmidaini, molto personaggio interessante perché è stato condannato dalla Corte di Torino 2 volte per la strage di 3.000 dipendenti, perché si trova che questo filantropo, che è il fondatore della più grossa lobby per diffusare lo slogan dello sviluppo sostenibile, ha inventato con l'amico Maurice Strong, che è miliardario petrolifero del Canada, lui, Stefan Schmidaini, è miliardario svizzero, e ha inventato il World Business Council for Sustainable Development, e questo lobby, dove sono tutti i più grandi inquinatori del pianeta, la Monsanto, Novartis, Nestlé, eccetera, è quello che ha sostenuto la conferenza di Rio in 1992, poi di Johannesburg, eccetera. E allora questi 3 compadri, Kissinger, Schmidaini e Maurice Strong, hanno deciso di lanciare lo sviluppo sostenibile come si fa per lanciare un nuovo prodotto, una propaganda fantastica. Ma che cos'era lo sviluppo sostenibile? Era esattamente l'altro lato della famosa tina di Margaret Thatcher, there is no alternative. There is no alternative, dopo la caduta del muro di Berlino, there is no alternative, e per il futuro dell'umanità siamo condannati allo sviluppo sostenibile. E tutti sono caduti nella trappola. Allora c'era la necessità di dire chiaro e forte, c'è un'alternativa, o piuttosto ci sono delle alternative. Si può uscire, liberarsi della cappia di piombo dell'economicismo, della società della crescita, e inventare un futuro sostenibile. Inventare un futuro sostenibile. Allora dico sempre che la decrescita non è un'alternativa, è una matrice di alternative, perché questa società alternativa sarà diversa una volta liberata dall'economicismo. Si ritrova, perché l'economicismo porta all'omologazione planetaria, all'occidentalizzazione del mondo. Si ritrova la diversità culturale. Tocca agli amerindiani di creare il loro buen vivir, al loro modo,
come agli africani dell'Ubuntu di creare il loro futuro così, e a noi che chiamiamo decrescita o l'abbondanza frugale. E allora, ma dietro questo c'è la necessità di una società sostenibile, e la sostenibilità si declina finalmente in un circolo virtuoso di 8 R, che sono il cambiamento dei valori, il cambiamento delle strutture, il cambiamento dei concetti, della distribuzione e di ridurre, rilocalizzare, eccetera, eccetera. Questo è un orizzonte di senso per andare avanti, per creare questa società. Allora, perché abbondanza frugale? Perché sì, ho denunciato lo sviluppo sostenibile come un ossimoro, perché lo sviluppo è tutt'altro che sostenibile. Ma l'abbondanza frugale non è un ossimoro. Sembra un ossimoro perché anche questa propaganda ci ha fatto credere che viviamo in una società d'abbondanza. E anche se vediamo tutti questi senza tetti, tutti questi precarietà, eccetera, pensiamo ancora a vivere in una società d'abbondanza, perché viviamo in una società di spreco. C'è un spreco incredibile, ma al medesimo tempo c'è una frustrazione incredibile, perché la pubblicità effettivamente ci rende insoddisfatti di ciò che abbiamo. Come lo sanno i pubblicitari, i popoli felici consumano poco. E si è verificato nel calcolo questa nuova organizzazione inglese che si chiama la New Economics Foundation, hanno calcolato e hanno cercato di valutare la felicità dei diversi popoli, Happy Planet Index, e si sono accorti che al primo rango sarebbe Vanuatu. Nel Vanuatu, dove c'è il bel sole, si balla, si preferisce fare l'amore piuttosto che la guerra, anche che lavorare, e sono più felici che gli Stati Uniti, che sono al rango 160. Allora sicuramente non viviamo in una società d'abbondanza. Per conoscere una vera società d'abbondanza si deve conoscere il senso dei limiti. Se non ci sono limiti, non ci sarà mai la felicità, perché non saremo mai soddisfatti. E l'aveva capito bene un antropologo americano, che è Marshall Salins, che ha scritto un bel libro che è stato tradotto in italiano, credo, Età della pietra, età dell'abbondanza. E allora la tesi di Salins è che l'unica civiltà della storia dell'umanità che può essere chiamata società d'abbondanza è la società del Paleolitico, perché queste società di cacciatori raccogliatori avevano pochissimi bisogni, e allora questi bisogni erano soddisfatti con un'attività, ma un'attività che aveva niente a che vedere con il nostro lavoro, un'attività di caccia, di pesca, di raccolta di 2-3 ore al giorno, 2-3 ore. E tutto il resto di tempo era dedicato alla festa, al divertimento, al sogno, come gli aborigeni dell'Australia e così via. E allora non si tratta di, come dicono alcuni giornalisti, che ma i partigiani della decrescita vogliono farci tornare all'età della pietra. No, per ritrovare un'impronta ecologica sostenibile basterebbe ritornare più o meno al livello di prodotto consumo degli anni 60, che non sono ancora l'età della pietra. E negli anni 60 ancora l'impronta ecologica dell'Italia era sostenibile. Cosa è successo dopo? Va detto che gli italiani, che hanno oggi un'impronta 3 volte più che l'impronta sostenibile, che gli italiani mangiano 3 volte di più, no, penso che mangiano come negli anni 60, solo che ciò che mangiano oggi non ha più niente a che vedere che ciò che mangiavano prima. Negli anni 60 ancora si mangiava le cose che venivano fatte a chilometro zero, come si dice.
Ora tutto viene dalla Cina, viene di Fadna, anche questa giacca a 50.000 chilometri incorporati, ha calcolato l'amico Maurizio Palante, che è la piccola yogurt che si faceva a casa. Ora ci vuole, lui ha detto 3.000 chilometri, una studentessa tedesca che ha fatto la tesi su questo problema ha calcolato 9.000 chilometri, chi più ne ha più ne metta. E allora c'è un spreco incredibile e con la globalizzazione ancora di più, sempre di più. E allora se la frugalità è la condizione dell'abbondanza, perché la frugalità è ritrovare il senso dei limiti, non limitare i desideri, i bisogni. E questo era la filosofia di tutte le società prima della società occidentale moderna. Era anche la filosofia dell'Occidente dell'antichità, è la filosofia di Epicuro, di Diogene, di molti altri filosofi, è la filosofia del buddismo, la filosofia del confuceismo, è la filosofia della saggezza africana tradizionale, della tradizione amerindiana, del buen vivir, e allora per questo è importante riscoprire i precursori della decrescita, che sono naturalmente tutti coloro che hanno fatto la critica della società dei consumi, ma anche che ci ritrova tutta questa saggezza di tutta la storia dell'umanità, salvo una piccola parentesi del tempo della modernità e della crescita industriale. E allora, al contrario di ciò che dice Matteo Renzi, perché Matteo Renzi ha fatto un convegno dei giovani del PD, ha detto: avete sentito parlare della decrescita? È una stupidità la decrescita, ha detto, è una stupidità, è una cosa di bobo, come se lui non era un piccolo borghese. E allora è importante riscoprire che invece è la filosofia della decrescita, è la filosofia che ha dominato l'umanità, salvo questa piccola parentesi, che è nato, per dirlo di un modo un po' caricaturale, con l'amico Richard Heinberg, esperto del petrolio americano. La crescita è uscita dai pozzi di petrolio e finirà con l'oro. E allora, prima di realizzare questo, andare avanti in questo orizzonte di senso, per finire, devo dire, come affrontare oggi, nei prossimi mesi, i problemi allora i nostri problemi per noi europei, diciamo, è prima di tutto la disoccupazione, che è una tragedia naturalmente. Allora molto spesso dice: ma con la decrescita ci sarà ancora più disoccupazione, perché si pensa che la decrescita sarebbe come la recessione, è tutta un'altra cosa. Invece nostro programma, ci sono tra questi 8 R 3 R importanti da attivare immediatamente: rilocalizzare, riconvertire, ridurre. Rilocalizzare, allora rilocalizzare significa prima di tutto demondializzare, perché che cosa è stato la globalizzazione e la mondializzazione? È stato un gioco di massacro su scala globale. Naturalmente hanno pubblicizzato la globalizzazione come l'apertura delle culture, eccetera, ma tutto questo è una truffa. Il mondo è mondializzato almeno da 1492, quando gli americani stupefatti hanno scoperto un certo Cristoforo Colombo. Da questo momento c'era tutto il mondo come il commercio triangolare. E la cosa nuova è il contrario, non è la mondializzazione dei mercati che esiste dal tempo di Genova, cioè anche il XIV secolo, ma è la mercificazione del mondo, l'onnimercificazione del mondo. Questo è il mondo ridotto a mercato, questo è il titolo di un vecchio libro che ho scritto. E allora questa
questa globalizzazione che è la guerra di tutti contro tutti, con questa competitività, concorrenza non falsa, come dicono a Bruxelles. Che cos'è questa concorrenza non falsa? Come l'ha definito bene un amico di Marx 2 secoli fa, Auguste Bebel, è la libera volpe nel libero polaio. La libera volpe nel libero polaio. Allora la nostra libera volpe europea distrugge il polaio dell'agricoltura cinese e la libera volpe cinese dell'industria distrugge il nostro tessuto industriale. Allora sia noi che i cinesi dobbiamo rilocalizzare le nostre attività, perché come l'aveva capito bene Keynes già, un paese non può essere detto autonomo, libero, se non produce. Non si tratta di produrre tutto, non dico che si deve produrre il caffè a Treviso, no, a importare il caffè va bene, ma importare la giacca non va bene, perché si fa anche qua del tessuto benissimo, eccetera. Allora si deve rilocalizzare le attività principali, non per crescere, per soddisfare i bisogni, e così creerebbe milioni di posti di lavoro. La prima cosa già sarebbe di chiudere la fuga dei posti di lavoro, già, e poi riconquistare il mercato locale. E come diceva anche Keynes, le idee devono circolare il più liberamente possibile, ci deve avere una grande apertura culturale, ma non per le merci e ancora meno per i capitali. Poi riconvertire, perché sappiamo che non ci sarà più petrolio fra poco, allora dobbiamo avere un grande programma di riconversione energetica, non per produrre ancora di più, non per consumare di più, non sarebbe possibile, solo per soddisfare i bisogni più importanti attraverso l'energia rinnovabile. L'energia rinnovabile è molto interessante, ma non è un'energia infinita. L'energia rinnovabile permette di funzionare a un certo livello, ma senza pensare a crescere infinitamente. E poi ridurre lo spreco, anche lo spreco di energia. In Italia c'è un spreco di energia incredibile. E ridurre soprattutto per ritrovare i posti di lavoro. E la riconversione, mi sono dimenticato, anche si deve riconvertire l'agricoltura, perché la nostra agricoltura non ha futuro. Questa agricoltura produttivista basata sui pesticidi, che sono biocidi, che distruggono la nostra vita, non solo la vita dei parassiti, ma anche la nostra vita e la vita del suolo, senza pesticidi, senza concimi chimici. L'agricoltura del futuro sarà la permacultura, l'agroecologia, tutte queste che si deve anche inventare una nuova, non solo tornare indietro, ma inventare e creare milioni di posti di lavoro su questo, e poi alla fine ridurre gli orari di lavoro, perché viviamo in un mondo che il mio maestro Ivan Illich chiamava l'assurdistan, cioè l'Afghanistan, Pakistan, l'assurdistan, il mondo dell'assurdo, dove ci sono i milioni di operai che lavorano come pazzi e che si dice si deve lavorare sempre di più per guadagnare infatti di meno. Dicono di guadagnare di più, ma in realtà guadagnano sempre di meno, normale. Allora, e poi ci sono milioni di operai che sono disoccupati, non hanno lavoro. È un'assurdità totale. Un marziano che arriverebbe sulla terra a dire: ma sono pazzi questi, come è possibile? Ci sono milioni di disoccupati e milioni che lavorano troppo. Allora si deve lavorare meno prima per guadagnare di più, lavorare meno per lavorare tutti, e soprattutto lavorare meno per vivere meglio. E questo è un punto importantissimo per il programma della decrescita, perché si deve uscire dal capitalismo, uscire dalla società dei consumi, dalla società del mercato. Significa anche demercificare. Dobbiamo demercificare
il più presto possibile questi tre falsi merci, come diceva il grande antropologo Carl Polanyi. Un sapone è una merce, una giacca è una merce. Il lavoro non è una merce. Il lavoro fa parte dell'uomo. Che il lavoro sia una merce che dipende dalla legge dell'offerta e la domanda è una cosa orribile, è una cosa insopportabile. Dobbiamo demercificare il lavoro, che non è una merce per natura, demercificare la terra, perché la terra non è prodotto come le scarpe. La terra è la base della sopravvivenza dell'umanità, è la Pachamama, come dicono gli amerindiani. E alla fine dobbiamo anche demercificare il denaro, perché se il denaro, come lo diceva Aristotele, è un bene comune, non dobbiamo lasciarlo alle banche private, dobbiamo riappropriarsi della moneta, del denaro, e non essere strangolati dall'euro. Dobbiamo decidere cosa vogliamo fare con la moneta. Vogliamo che la moneta serve per i nostri bisogni, non serve ai speculatori per rovinarci. E allora così, facendo poco a poco, al medesimo tempo che cambiamo le cose, cambiamo anche il modi, l'immaginario. È l'inizio di un processo di decolonizzazione dell'immaginario, che è molto importante. Allora, per concludere in due parole, dobbiamo uscire. Vedi, la tecnologia. Sicuramente c'è un complotto. Matteo Renzi l'ha sentito, ha immediatamente mandato i servizi segreti per sabotaggiare. Allora, per concludere, in due parole, si deve uscire dalla razionalità, che è sempre razionalità economica, e ritrovare la saggezza, che è il ragionevole. La saggezza, che questa saggezza di Epicuro, di Diogene, di Lao Tzu, del taoismo, del Buddha, la saggezza che è tutta la storia dell'umanità, e per questo, per aiutarci per intraprendere questo percorso di creare la decrescita, e come altra volta si diceva, socialismo o barbarie. Si può dire che il progetto della decrescita è un progetto di ecosocialismo. Si tratta di condividere come l'aspirazione del socialismo, ma anche con la sostenibilità, con l'ecosistema. Questa dimensione dell'ecologia che il socialismo, il vecchio socialismo, quello di William Morris, quello anche di Fourier, l'avevano, ma poco a poco il socialismo è caduto nella trappola del produttivismo, si è dimenticato del progetto originale che non era di produrre sempre di più, era di condividere altrimenti il prodotto. E allora possiamo dire o la decrescita o la barbarie. Grazie. Io volevo chiudere oggi chiedendoti di raccontare una cosa che ci hai raccontato questo pomeriggio durante un'intervista. Ci hai raccontato che tu sei nato come economista, studiando economia. No, non nato proprio nel momento della nascita, ma insomma sei diventato, quando eri molto piccolo, insomma, economista, e credevi, avevi la fede nell'economia. E sei andato nei paesi cosiddetti in via di sviluppo per promuovere la crescita, in qualche modo la loro occidentalizzazione. E riesci a raccontarci ancora in 2 minuti com'è che hai cambiato idea? Cioè cosa è successo, che cosa ti ha fatto cambiare prospettiva? Allora, oh, mamma mia. È tempo di finire, vedi che se finisce catastrofe.
Allora, non sono nato come economista, no, sono nato come bretone e poi perché ho fatto gli studi di economia? Perché era il tempo della guerra d'Algeria e quando sono arrivato a Parigi pensavo che ero anche un po' marxista, che l'economia era importante capire l'economia per cambiare il sistema. Allora ho fatto gli studi di economia, sono caduto nella trappola perché dopo dovevo fare l'economista e poi effettivamente come con il marxismo produttivista dell'epoca, era l'epoca dove si diceva, c'era Khrushchev, diceva con i Sputnik che l'economia sovietica andava a vincere gli Stati Uniti, più crescita infinita. E allora pensavo che per salvare i poveri del mondo, dell'Africa, eccetera, si doveva sviluppare, creare la siderurgia, fare come i sovietici, anche il produttivismo. Anche se ero già appassionato dell'antropologia. E poi dopo 2 anni, una tesi di dottorato, sono andato nel Laos e ho scoperto una società un po' fuori del mondo, né sviluppata né sottosviluppata, dove la gente viveva abbastanza bene. Lavoravano poco perché quando il riso è seminato basta aspettare che la raccolta e nel frattempo si fa delle feste, molte feste nel Laos che ho conosciuto. E allora ho capito che con lo sviluppo tutta questa felicità sarebbe distrutta, che lo sviluppo era una forma di religione. Prima l'Occidente ha mandato dei missionari per cristianizzare i selvaggi e poi ora i missionari sono gli esperti dello sviluppo e anche molti amici che ex-preti eccetera l'hanno sempre detto, ma quando siamo passati dal mestiere di missionari al mestiere di esperto di sviluppo, facciamo la medesima cosa, facciamo l'occidentalizzazione del mondo. E allora ho capito che l'economia era una religione e subito ho perduto la fede. Ma come aveva già la tesi di dottorato, tutta la carriera, allora quando sono tornato in Francia, fortunatamente c'era maggio 68, l'università tutto era sconvolto, eccetera, e ho potuto fare tutta la mia carriera in economia senza più credere nell'economia. Ho fatto la filosofia dell'economia, la storia del pensiero economico, eccetera, e alla fine la decrescita. Va bene, ringraziamo ancora moltissimo Serge Latouche per questa presenza e per il fatto di essere oggi con noi come volontario nel Festival Pensare il Presente. Grazie a voi, ci vediamo per i prossimi appuntamenti, già al 10 con Galimberti, poi l'11 ci sarà un incontro martedì invece su ricchezza e felicità che riprenderà questi temi. Ricordiamo che chi vuole all'uscita può lasciarci un obolo per continuare a fare quello che stiamo cercando di fare. Grazie ancora a tutti.